La Lega, partiamo da voi, dopo naturalmente vediamo un po' il sindacato. Siete stati i primi che avete detto questa è propaganda elettorale o no? Cosa avete detto? Allora, vista bene questa riforma o è stata presa un po' sull'onda di un momento di rilancio, eccetera? Vediamo un po' di No, devo dire la verità, in questi giorni che ho seguito un po' la questione, devo dire che i due Mattei, qualcuno intitolava i due Mattei, si trovano d'accordo su questo aspetto. È vero, perché è una cosa da tempo si diceva che c'era il problema. È bastato un film che insomma, ha spopolato, che è quello insomma, di Checco Zalone, tutti ne parlano, eppure io sono andato a vedere, che ha denunciato la prima Repubblica, non si scorda mai, dice anche la canzoncina che ha fatto, e adesso si sono messi tutti al lavoro a caccia anche dei responsabili. Ecco che la caccia ai responsabili quando c'è un problema è la caccia a questi dirigenti che dovrebbero avere il controllo su queste persone che lavorano quindi per la comunità e per il comune o nel pubblico, insomma. Perché? Perché quando si parla di privato non si aspetta un attimo, e parlo anche in prima persona, io svolgo anche un lavoro, anzi svolgo fortunatamente un lavoro dove abbiamo circa 500 risorse umane, non mi occupo di risorse umane, mi occupo di altro, però vediamo che se qualcuno commette qualcosa oppure ha un'assenza ingiustificata, eccetera, si prendono i provvedimenti, si trasferiscono, si trovano mille modi per, tra virgolette, punire questa risorsa umana. E quindi è giusto che anche nel pubblico, insomma, ritengo opportuno che anche nel pubblico si sistemano queste cose. Quindi a mio avviso la Lega, io parlo poi per considerazioni personali, la Lega in questo caso è d'accordo con quello che si sta facendo, insomma. Comunque Lazzarino, non è proprio vero che proprio il film di Zalone ha scatenato, no? È da un pezzo che se ne parla col discorso di Sanremo, col discorso... Insomma, non è proprio così, no. Cioè, voglio dire, non è forse solo propaganda elettorale, va? Forse c'è qualcosa... No, c'è qualcosa di più, no, ma infatti dicevo, l'audience l'ha amplificata, è stata galvanizzata dal film di Checco Zalone, perché prima si parlava solo di ISIS, poi dopo a un certo punto l'ISIS è sparito magicamente e adesso si parla solo ed esclusivamente di questo tipo di riforme. Quindi dico questo perché insomma, è diventata notizia mediatica e sta facendo parlare, siamo qui a parlarne anche questa sera appunto. Quindi... Ecco, cerchiamo un po' di anche far chiarezza, voglio sentire anche lei come esponente di Tosi. Stando ai dati diffusi nel 2015 dalla Corte d'Appello di Venezia, le controversie di lavoro in materia di pubblico impiego in Veneto sarebbero in aumento e riguarderebbero circa 2.000 persone. Però sono 230.000 dipendenti pubblici della regione che non sono mai finiti in una situazione di giudizio, pur avendo dei precedenti che meritavano questa attenzione. Come sta la cosa? Anche la regione è stata puntata, insomma, sappiamo bene. Forse si continua a generalizzare. Infatti voi quello andiamo più nel preciso. Perché poi ci rimette sempre chi compie il suo dovere, perché alla fine che sia il politico, che sia il dipendente pubblico, che sia il dipendente di un'azienda, sono tante persone. Ce ne sono tanti che si danno da fare, perché c'è una forte differenza, anche territoriale, purtroppo noi la rimarchiamo andiamo male forse in Veneto a parlare appunto di una situazione che invece è pesante in altre regioni. Ma questo cosa vuol dire? Che oltre al fannullone, oltre a quello che appunto non adempie ai suoi obblighi di dipendente, c'è da capire se servono certi dipendenti, perché forse qua la differenza anche tra Veneto e altre regioni che vedono un'enorme differenza di organici rispetto alle esigenze reali di quello che è il servizio che il pubblico deve dare a livello istituzionale, a livello di servizi, a livello appunto di quello che serve per garantire che ci sia un'adeguata copertura di quelle che sono le esigenze da dare al cittadino rispetto invece a quelle che sono esigenze dovute a un sistema clientelistico che purtroppo ha alimentato anche certe posizioni di rendita che poi permettono quello che è appunto l'abuso di quello che è il ruolo che deve avere lei dice che se c'è bisogno si vede che non c'è. Si vede perché se mancano non se ne accorgono, vuol dire che forse ci sono realtà che non sono equilibrate. Ci sono realtà invece in Veneto che vedono comuni, enti locali sotto organico
e vediamo magari in quel caso dipendenti che si impegnano, che danno oltre a quello che potrebbe essere il loro ruolo. Allora è su questo, forse generalizziamo troppo e noi interveniamo invece dove bisogna intervenire. Allora la riforma va bene, quella di dire mandiamoli a casa in tempi adeguati e appunto garantendo che quello che è l'impegno di altri non venga poi annacquato o addirittura non riconosciuto. E dall'altra parte però andiamo a tagliare dove quegli sprechi e soprattutto quelli, parliamo ad esempio di forestali in Veneto, noi ne abbiamo 640, in Sicilia ce ne sono 23.000, sempre il solito elemento. Cosa vuol dire? Che se quei 23.000, di quei 23.000, 20.000 stanno a casa, nessuno se ne accorge perché forse non sono utili, non sono necessari. Nella riforma si parla anche di forestali perché vengono portati... No, è un altro forestale, quella è il corpo forestale che viene accorpato ai carabinieri. Questi sono i servizi forestali, quelli che dovrebbero realizzare opere di salvaguardia del territorio boschivo che però appunto in Sicilia forse non servono. Non servono infatti. Cosa dice lei come da sindaco, con figura di sindaco che quindi ha rivestito un ruolo anche in un comune, quindi... Fossi un dipendente pubblico sarei felice di questo intervento perché purtroppo il 99,9% dei pubblici dipendenti lavorano correttamente, si danno anche da fare. Per colpa di pochi purtroppo da decenni viviamo l'adagio che il dipendente pubblico non lavora, che questo è un malessere diffuso, quello che viene è un'intolleranza, un'insofferenza che si è venuta a creare nei confronti del dipendente pubblico. Sì, purtroppo pochi casi, poche mele marce, come si usa dire, vanno a rendere il pubblico impiego al pubblico ludibrio, perché questo è il modo che si pensa sia diffuso in tutto il territorio. No, sono delle situazioni specifiche, ben venga a colpirle, perché se abbiamo la certezza della pena, cosa che in Italia in diversi campi manca, probabilmente solo con questo vi sarà anche il ritorno a gradire l'impegno pubblico che c'è, ripeto, la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici con una abnegazione e con professionalità svolge il proprio lavoro. Ci sono delle situazioni dove bisogna intervenire, dove forse non c'è stato quel controllo, quell'attenzione da parte anche di chi amministrava e quindi anche una colpa del politico c'è in questo, perché quella situazione che è stata... Quindi c'è responsabilità secondo lei da parte del Secondo me dopo che abbiamo visto quello che è successo a Sanremo, dopo che viene filmato non un dipendente ma decine di dipendenti che avevano un certo comportamento e questo probabilmente in modo anche reiterato, non era il primo giorno quello che avevano messo la telecamera, probabilmente se l'hanno messa c'era il dubbio che questo fatto si protraeva nel tempo. Bene, chi lo sapeva doveva intervenire. Certo, prima le regole erano un po' più lasche, si demandava al responsabile l'avvio di procedimento e poi c'erano dei tempi, sappiamo nella giustizia, sicuramente non certi. Adesso con questo intervento si va a dare un giro di vite e si dice in tempi certi il responsabile deve prendere provvedimenti, diversamente ne avrà anch'egli chiaramente delle responsabilità da subito da pagare. E questo penso, ripeto, se fossi un dipendente pubblico lo gradirei perché significa darmi più autorevolezza e riconoscere il lavoro che faccio. Ripeto, massima stima per chi lavora correttamente e qui, come è stato detto, in Veneto e in regioni dove anche le piante organiche sono sottodimensionate molte volte, va dato atto a chi ci lavora nel pubblico che è un lavoro profittevole. Non è forse così ovunque. Bene andare quindi a reprimere dove questo è necessario. L'USL di Verona che ha dato degli esempi poco buoni, no? Dipendenti dell'USL di Verona che erano stati anche là ripresi. Ma i numeri li hai dati prima, sicuramente quei 2.000 dipendenti su un numero che è attorno ai 300.000 chiaramente porta a dire che c'è una consistenza anche nel Veneto percentualmente molto più bassa che non in altre regioni, non ne faccio qui una questione geografica, ma c'è sicuramente ovunque qualcuno che deve pagare per un comportamento non sempre lecito. Quello che non sanno i cittadini, lei è stato sindaco, quindi qualora il politico della situazione, il sindaco della situazione anziché l'assessore regionale, consigliere eccetera, si accorga di situazioni poco chiare, che responsabilità a fronte proprio anche della riforma, che cosa responsabilità aveva prima, ha responsabilità adesso, che cosa è tenuto a fare o non fare?
Il politico, quindi certo. lo chiedo a lei, la giro anche a Maurizio Conte e poi esponente della Lega come vice segretario, perché ognuno ha avuto insomma, una competenza diversa e quindi un'esperienza diversa. Questo si chiede il cittadino, perché quando si parla poi di politici si dice è colpa della politica, ma cosa può fare concretamente? Allora, noi abbiamo avuto nel mio comune anche un fatto direttamente seguito, conosce bene anche Cristian Ferrari, oramai una decina d'anni fa, e in questo caso si è mostrato come purtroppo il sistema fosse farraginoso allora. Con piccoli errori purtroppo la cosa si è protratta per un tempo molto lungo, poi lasciamo stare quale sia stato il giudizio finale, però questo ha dimostrato che il sistema andava sicuramente snellito. Seconda cosa, il sindaco e gli amministratori nominano i responsabili in via fiduciaria annualmente o si può dare anche un incarico pluriennale, si sceglie il responsabile dei vari settori. Questi sono i cosiddetti dirigenti che vengono individuati da Renzi in questa riforma, quali responsabili del personale per dar seguito a un richiamo piuttosto che un avvio di procedimento per andare a reprimere quello che può essere un comportamento non lecito. Quindi la politica ha la responsabilità delle scelte, la gestione spetta ai dipendenti e ai dirigenti. In questo caso devono essere delle scelte oculate, quelle che vengono fatte dalla politica. Ecco, Gastone, lei diceva che ben venga questa norma, perché se fosse un dipendente pubblico sarei contento. Ma visto e considerato che anche lei dice comunque della difficoltà poi di andare a individuare la pena, cosa le fa pensare che questo tipo di decreto legislativo, di questo provvedimento possa alla fine far giustizia a coloro dipendenti pubblici che fanno il loro dovere rispetto ai cosiddetti fannulloni? Ha ben detto Renzi, tra l'altro in flagranza di reato, entro 30 giorni deve essere chiuso il procedimento dal richiamo al suo compimento, cosa questa prima non prevista, ma mi correggerà qualcuno che magari conosce la legge più da vicino, in quanto oggi i decreti Madia non sono ancora stati completamente emanati, non li conosciamo nel dettaglio. Oggi c'è la certezza dell'avvio alla chiusura del procedimento. Prima questo, dicevo ne ho contezza perché ho visto un caso, poteva anche durare anni, con la possibilità, non l'ho vissuto direttamente questo, non è un caso specificatamente come quello di Sanremo, ma è un caso simile, nel qual caso, ripeto, scusate la ripetizione, purtroppo la pratica si è protratta per qualcosa tipo 4 anni. Che è abbastanza, secondo te? Sì, da quando si è data la responsabilità ai dirigenti di quelle che sono i vari settori di responsabilità appunto in base alle loro competenze, la politica forse ha trovato la scusa, perché possiamo dirlo, di dire la politica non può intervenire. Invece secondo me la politica può intervenire. Chi ha una responsabilità a livello istituzionale, soprattutto una funzione, deve essere in grado anche di capire quali sono, tra virgolette, le sofferenze all'interno di un sistema, di una struttura. Personalmente, quando sono diventato assessore, non ho voluto un dirigente di quel settore che era là da anni e che forse avevo qualche dubbio. Io, appunto, la politica non è competente sulle procedure, su quelle che sono poi le competenze di magistratura o cose varie. Però forse la politica può dire è meglio spostarlo da quel posto, quel dirigente o quel responsabile o quel funzionario, forse per rompere il sistema. E allora è su questo che la politica, al di là appunto della responsabilità dei dirigenti, deve essere in grado di dire anche forse è meglio quel turnover che molto spesso non esiste, e questo è fondamentale, per rompere dei sistemi interni, ma anche appunto magari anche delle complicità interne, perché quel dirigente che non, appunto, non licenzia o non mette in evidenza quello che non fa. Anche nell'azienda privata c'è un procedimento che va avanti laddove si fa la contestazione. Il punto è che la certezza della pena poi chi è che la decide? Non la decide sicuramente, la decide... Scusa? Quale? Cioè non è che la certezza della pena è... No, volevo finire il ragionamento. La certezza della pena alla fine poi la determina chi? La determina il giudice. Certo. E quindi cosa ci fa pensare, qua torno alla domanda di prima, cosa ci fa pensare che poi, visto l'esperienza anche nelle aziende pubbliche e private, davanti al giudice il lavoratore quasi al 100% viene sempre reintegrato nelle aziende? Non è vero, anche questo non è vero. Su migliaia di casi, io mando al lavoro 9.000 persone, ti posso dire che ci sono tantissimi, quasi la totalità dei casi,
di mia conoscenza, il lavoratore è stato reintegrato, è stato indennizzato. Allora quello che mi chiedo è che ben venga la norma, sono d'accordo nell'andare a tutelare coloro che lavorano, il problema resta la certezza della pena intesa proprio come che la pena venga poi commisurata. Per completare, sentire esatto, che completasse il discorso. E l'altro aspetto è la meritocrazia, perché effettivamente, soprattutto nel pubblico, questo non avviene. Noi stiamo dando responsabilità, premiando con quello che può essere un aumento di livello all'interno delle strutture pubbliche per anzianità. Allora è forse questo, si sono bloccate le assunzioni, sono andati in pensione magari dirigenti, tecnici che avevano una competenza, una professionalità. Adesso vengono rimpiazzati per anzianità, non facendo concorsi nuovi, mettendo linfa nuova all'interno delle strutture pubbliche con giovani magari che hanno una professionalità diversa, anche visto quello che è stato il rinnovamento delle norme, delle tecnologie, di tutto. È su questo, la meritocrazia che non premia chi lavora meglio, di più rispetto agli altri, perché poi c'è il premio incentivante, lo sa il sindaco, che viene distribuito in maniera uniforme. E questo poi anche l'elemento che molto spesso crea a qualcuno di dire, per chi me lo fa fare? E allora succede anche questo. Scusa, la cosa avvilente è quando si fa una riforma come qualche anno fa e si pensa di dare giudizio sui dipendenti pubblici con le faccine. Purtroppo cose serie sono state trattate in modo estremamente poco serio e questo fa sì che il pubblico impiego dopo non venga valutato correttamente come dovrebbe infatti quello è un po' il discorso. Torniamo su questi temi, do la parola anche sì, vi do la parola al sindacato. Pubblicità un secondo perché così possono parlare tranquillamente e poi ritorniamo in studio.